Buon lunedì, bentrovati ad Anteprima Corner. Come sempre in questo spazio del pomeriggio facciamo il punto su quello che è stato il fine settimana calcistico per le principali formazioni dell'isola. Ci riferiamo a Catania, Palermo, Messina e Trapani. E allora cominciamo subito con la Serie C, vediamo i risultati della giornata, poi vedremo anche la classifica che si è composta alla luce anche dei risultati che sono maturati nel corso del fine settimana. Ricordando anche, intanto vediamo che stasera si gioca Latina-Foggia, ma intanto le gare che si sono giocate: Potenza Sorrento 1-0, Taranto e Trapani 0-0, Crotone Messina 2-0 e poi ancora torniamo non sulla classifica ma sui risultati: Monopoli Juventus Next Gen 0-0, Casertana Turris 0-0, Catania Piceno 0-0, Altamura 0, Benevento 2, Cavese Avellino 1-1, Cerignola 3, Giuliano 1. Abbiamo detto già di Latina Foggia. Vediamo la classifica che si è venuta a formare in attesa dell'ultimo match. Cerignola in testa da solo con 10 punti, a 9 poi il Benevento, a 8 Picerno e Catania, 7 punti per il Monopoli di Sorrento e ancora il Potenza, a 6 Crotone e Cavese, a 5 punti per la Cavese con il Giuliano ed il Trapani, 4 punti per Messina, Foggia, Juventus Next Gen e Turris. Casertana Avellino sono a 2 punti, il Latina ed il Taranto per l'appunto sono a 2, mentre Casertana Avellino a 3, l'Altamura è a 0. Questa è la classifica che si è composta dopo questo turno, diciamo, di campionato, la quarta giornata. Sono cambiate un po' di cose lì in vetta, come abbiamo potuto vedere. Il rendimento delle siciliane è un po' altalenante, con il Catania che ha pareggiato in casa con il Picerno, il pareggio esterno del Trapani sul campo del Taranto e la sconfitta in esterna del Messina sul campo invece del Crotone. Cominciamo però a parlare di Catania. Per questo, come sempre, mi collego con Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Alessandro, diciamo subito, possiamo parlare di una passami il termine, frenata del Catania al cospetto del Picerno? Magari si immaginava che si potesse fare, che i rossazzurri potessero fare risultato pieno, invece sono scontrati con quella che è certamente una delle realtà più diciamo importanti, meglio organizzate da un punto di vista tecnico e tattico del campionato di Serie C del girone meridionale. Un Picerno che ha già dato dispiacere all'Avellino, aveva dato dispiacere anche al Trapani, ha saltato la panchina di Torrisi, è arrivato al Massimino e in qualche modo ha frenato, ecco, il Catania nella sua corsa. Un Catania che non è sembrato brillante così come nelle altre partite. Quanto c'è di demerito del Catania e quanto di merito invece del Picerno in questa fotografia della prestazione di sabato? Io vedo più merito del Picerno che demerito del Catania, Angelo. Se parliamo di frenata, io mi fermerei solo al risultato, cioè 0-0, pareggio in casa. Ma sul piano di quelli che erano i contenuti di questa partita, il campo poi ha detto che effettivamente il Picerno meritatamente è ancora imbattuto, meritatamente ha fatto 4 gol all'Avellino e 3 al Trapani, al provinciale, e quindi è l'espressione di una squadra collaudata. E qui inizia l'altro ragionamento, cioè il Picerno, se andiamo a scorgere la distinta delle formazioni scese in campo sabato al Massimino, il Picerno aveva nei primi 11 9 giocatori della scorsa stagione. Le uniche 2 novità erano rappresentate da Energe e dall'altro centrocampista Domenico Franco. Invece nella distinta del Catania, su 23 giocatori a disposizione di Mimmo Toscano, ben 9 erano giocatori arrivati nell'ultima settimana di mercato, tra i 5 che già si allenavano col Catania ma ancora non erano tesserati e gli altri 4 che sono arrivati proprio negli ultimissimi giorni di mercato. Quindi 9 ventitresimi rappresentano chiaramente un fattore, perché è chiaro che pone l'accento sulla difficoltà di portare in linea omogenea il gruppo alla stessa condizione e con gli stessi automatismi. Quindi ci può stare che contro un avversario così organizzato come poi
risultato sul campo il Picerno, il Catania abbia incontrato delle difficoltà, peraltro a mio avviso accentuate in qualche modo dalle tre varianti, tre novità che il Toscano ha proposto rispetto all'11 di Biella, due per necessità, cioè l'infortunio di Tacchio, la squalifica di Gherardi, e l'altro invece come scelta proprio per portare a miglior condizione questi giocatori arrivati nell'ultima settimana di mercato, tra cui appunto Roberto Inglese, che ha giocato come terminale offensivo dal primo minuto. E quello che è importante sempre tenere presente è che ci vuole tempo, è una squadra assolutamente nuova, ricostruita dalle fondamenta, quindi ci può stare che a prestazioni brillanti come quella di Biella contro la Juventus o quella in casa contro il Benevento possa seguire una prestazione magari al di sotto di quelle che erano le aspettative della vigilia, ma ripeto, più per merito del Picerno e per demerito, ma con giustificazioni che ho poc'anzi evidenziato, del Catania. Adesso diciamo che c'è una settimana piuttosto... Poi c'è un capitolo a parte, Angelo, che è rappresentato dalla direzione arbitrale, ma di questo penso che parleremo diffusamente stasera nel corso di corner, perché insomma gli errori e l'atteggiamento del signor Ubaldi della sezione Roma 1 meritano un commento a parte e ci torneremo diffusamente questa sera. Lo faremo stasera, abbiamo già ritagliato 6 episodi che fanno, diciamo, fotografano questa partita da questo punto di vista. A parte gli highlights avremo anche questo. Anche perché Angelo, se concede il rigore a 5 minuti alla fine la partita è finita, cioè il Catania molto probabilmente, forse di più, porta a casa i 3 punti e staremmo oggi discutendo di altro, ma senza comunque tralasciare le considerazioni che abbiamo fatto prima, che restano comunque assolutamente attuali. Potremmo dire anche probabilmente c'era anche un'espulsione, ci poteva stare un'espulsione nel primo tempo, insomma ci sono tante cose da analizzare, da vedere, ma stasera avremo tempo e modo per poter approfondire questi argomenti. Tornando invece alla giornata, c'è la conferma, Alessandro, del Cerignola di Peppe Raffaele, che da solo è in testa alla classifica, una squadra che praticamente... Ha il grande vantaggio, ha il grande vantaggio di non avere pressioni, Angelo, un po' quello che era la Juve Stabile l'anno scorso, no? Squadre partite senza i favori del pronostico, ben costruite, lo era la Juve Stabile l'anno scorso, lo è certamente questo Cerignola, e quindi sta sfruttando in maniera anche, devo dire, brillante questo calendario che non è stato finora, diciamo, difficilissimo da un punto di vista delle asperità, se non per la trasferta di Avellino, ma comunque in questo momento l'Avellino è forse un avversario da affrontare viste le difficoltà che sta attraversando, e il Cerignola comunque gioca bene, un calcio molto offensivo, con una partecipazione corale, anche se bisogna valutare gli infortuni che ha subito ieri nel corso della partita col Giuliano, soprattutto quello di Cuppone sembra un infortunio molto grave e sarebbe una grave perdita, perché comunque Cuppone in queste prime giornate era il vero e proprio terminale offensivo del Cerignola. L'altro infortunio è quello del difensore centrale Ligi, che va a fare il paio con quello dell'altro centrale Martinelli, giocatori insomma chiave dello scacchiere Raffaele, quindi bisogna vedere come riuscirà ad assorbire queste assenze contemporanee il Cerignola nel proseguo del campionato. E ricordiamoci che mercoledì prossimo, 25 settembre, al Massimino ci sarà Catania-Cerignola. Allora Alessandro, tornerei alla partita però per evidenziare due aspetti. Abbiamo parlato di quella che è stata la prestazione della squadra nel complesso, adesso però cerchiamo di accendere i riflettori su 2 singoli in particolare. Uno è Stefano Sturaro, che si candida certamente a diventare il leader trascinatore di questa squadra, e poi avremo il top del match. Direi di sentire le parole di Sturaro, che parla proprio di quella che è il suo momento, di quello che anche è stato il passato, ma che vuole dimenticare. Sentiamo Sturaro, le sue parole. Sì, a livello personale sono contento perché mi sento bene fisicamente, sento la fiducia comunque del mister, del direttore, della società, quindi quando c'è questo un giocatore sempre, diciamo, parte da una base di lavoro già importante.
Poi quando comunque c'è organizzazione, c'è un gruppo, ognuno fa il suo, né più né meno, è tutto più facile, quindi fare paragoni con la passata stagione non mi sembra il caso. Io comunque per il tipo di persone, di giocatori che sono, cerco sempre di mettere il gruppo prima di tutto, prima anche di me stesso, e delle volte è stato un mio pregio, tante volte anche un difetto, perché poi se avessi pensato magari un po' più a me stesso avrei evitato forse delle situazioni spiacevoli. Sicuramente non mi sarei andato a infilare in momenti bui del mio percorso. Queste sono le parole di Stefano Sturaro raccolte dal nostro Marco Carli al termine della partita. Però Sturaro ha le idee abbastanza chiare, Alessandro. Angelo, Sturaro ci dà diciamo, il trampolino per fare un altro ragionamento. La scorsa stagione si faceva davvero fatica a trovare un leader nel Catania, un leader in campo. La sensazione era che tutti veramente facessero il compitino e il pallone che scotta magari non si proponevano per gestirlo. Quest'anno invece in questa squadra, partendo da Sturaro ma andando anche su altri elementi, penso a Di Gennaro, penso a Berna, penso a Di Tacchio, penso allo stesso Inglese, a Luperini, sono giocatori che certamente rivestono i panni del leader e rendono meno complicata la gestione della partita nelle fasi più calde. Quindi la grande differenza in prima fase che scorgo tra il Catania l'anno scorso e questo è proprio nella presenza di molti leader che facilitano il compito degli altri compagni di squadra ma dello stesso allenatore. Restiamo invece al rendimento della partita. Stasera avremo modo di affrontare anche il tema pagelle, no? Vedremo le pagelle, il campetto, vedremo il migliore, ma intanto in questo spazio del pomeriggio di Anteprima Corner ritagliamo... Abbiamo un'anticipazione. Esattamente, abbiamo un'anticipazione con il top del match e vediamo la valutazione di questa settimana. Sì, noi abbiamo premiato come top del match Matteo Di Gennaro come simbolo di questa graniticità difensiva del Catania. Ricordiamo un gol subito in 4 partite, peraltro un Eurogol, quello messo a segno da Ghian nella partita di Biella, ma Matteo Di Gennaro da quando è stato utilizzato ha sempre interpretato perfettamente il ruolo di leader, di regista della difesa, con prestazioni poco appariscenti ma molto molto concrete. E potete vedere che insomma i numeri, quelli sulla destra, confermano come sia stato un baluardo della Carrarese di Calabro, che poi ha vinto i playoff con la promozione in Serie B. Lui che ha messo a referto l'anno scorso 38 presenze con addirittura 4 realizzazioni, peraltro tutte in trasferta, tutte messe a segno appunto nelle gare esterne della Carrarese. Quindi tra questi numeri c'è la possibilità anche di intravedere le potenzialità sulle palle inattive, sui calci piazzati di Di Gennaro, che può diventare un fattore nel corso di questa stagione. Alessandro, stasera affronteremo altri temi, tra questi certamente quello della solidità difensiva di questa squadra, e Di Gennaro è un elemento diciamo fondamentale in quest'ottica proprio. Allora, ci rivediamo e ci ritroviamo questa sera con te alle 20:45 su Telecolor con la versione estesa di Corner e lì chiaramente sviscereremo non solo la partita di sabato, ma ci proietteremo anche a quello che sarà l'impegno di domenica sul campo del Giuliano per il Catania. Grazie Alessandro, ci ritroviamo più tardi. Buon proseguimento, a più tardi. Molto bene, adesso noi ci fermiamo appena qualche momento e poi apriremo il collegamento con Palermo per parlare di Serie B con Marco Gullà e andremo poi anche a Messina e a Trapani. A fra poco. Di nuovo insieme per Anteprima Corner e adesso, come anticipato, andiamo a Palermo. Saluto Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco.
Buon pomeriggio a tutti. Fra poco parleremo di Palermo con te, ma intanto so che sono già collegati, allora li salutiamo visto che sono insieme a noi. Sergio Colosi a Messina, buon pomeriggio Sergio. Buon pomeriggio Angelo, un saluto a tutti. Bene, grazie. Andiamo anche a Trapani dove c'è Franco Cammarasana, anche a te buon pomeriggio. Non abbiamo Franco? Probabilmente non c'è, va bene, d'accordo, fra poco lo recupereremo. Intanto però partiamo da Palermo. Il Palermo che non ti aspetti probabilmente per quello che si era visto prima della sosta. Evidentemente questi giorni sono serviti, questa pausa è servita a Dionisi per fare inserire al meglio gli ultimi arrivati, ma soprattutto anche per fare quadrare quello che è il tema tattico della sua squadra. Si è visto un Palermo un po' più in palla, un po' più deciso, soprattutto vede di più la porta questo Palermo e ha ritrovato, eccolo qui Franco Cammarasana, buon pomeriggio anche a te, fra poco veniamo, ci collegheremo con te. Dicevo Marco, chiaramente ha ritrovato il gol Brunori che è un fattore importantissimo per la formazione di Dionisi. Sì, Angelo, è stato un Palermo sicuramente diverso, un Palermo che in queste 2 settimane in cui appunto c'è stata la sosta per le nazionali ha lavorato maggiormente, soprattutto ha iniziato a incamerare diciamo meglio anche i dettami tecnico-tattici da parte di Dionisi. È stato un Palermo sicuramente più aggressivo, un Palermo che ha visto meglio la porta, ha segnato 3 gol. Ci sono tante note positive, il gol di Brunori su rigore, il primo gol di Segre in campionato che era stato infortunato, è rientrato e ha quindi segnato poi il gol del vantaggio, il primo gol di Henry proprio su assist tra l'altro di Francesco che è stato sicuramente il migliore in campo, il man of the match, ma soprattutto un giocatore che adesso è anche diverso rispetto a quello della stagione scorsa. Io credo che in questo momento il punto di forza proprio del Palermo sia Di Francesco, salta l'uomo, crea superiorità ma soprattutto fa anche assist importanti. È un Palermo diverso, un Palermo che però deve crescere. Palermo che deve crescere perché attenzione, non sono soltanto note positive dalla gara di Castellammare e Palermo ha rischiato di subire subito il gol della formazione campana dopo 11 minuti se non ci fosse stata una gran parata di De Planche, ha rischiato anche di subire il pareggio a fine primo tempo, nella ripresa ha subito il gol dell'1-2 e poi comunque ha un po' barcollato prima di trovare il gol del 3-1, quindi sicuramente non è andato tutto come doveva andare, però attenzione, le vittorie aiutano a crescere e sono le migliori medicine e quindi il Palermo si prepara alla prossima gara di campionato con 3 punti in più, con una classifica da scalare, ma soprattutto con la consapevolezza di avere già vinto 2 partite in campionato in campi molto ostici come quello della Cremonese e della Juve Stabia. Sì, e fra altre cose in campo va ricordato ci sono anche gli avversari, non c'è soltanto il Palermo, quindi bisogna fare i conti anche con quelle che sono diciamo quella che è l'organizzazione degli avversari. Sulla partita e non solo abbiamo sentito Henry che è uno dei nuovi acquisti del Palermo di quest'anno, sentiamo le sue parole. Una partita molto difficile contro una squadra piena di entusiasmo e era importante di essere, abbiamo dimostrato che siamo una vera squadra, che era difficile, quindi sono 3 punti importantissimi. È il mio lavoro di fare anche le sponde, anche il lavoro per la squadra, però per un attaccante è sempre importante di avere le statistiche, quindi sì, sono contento di aver fatto gol per la mia squadra. Le cose importantissime sono di fare gol e di avere 3 punti, quindi amiamo tutti e 2, è la cosa la più importante. Allora, la soddisfazione per aver fatto gol, la soddisfazione per aver riportato la vittoria il Palermo e adesso però bisogna guardare avanti, come anticipavi tu, ai prossimi impegni che non sono certamente comunque facili perché la Serie B è un campionato piuttosto complicato.
E come? In effetti già la partita di sabato contro il Cesena suona come una gara comunque insidiosa per questo Palermo, però attenzione, se il Palermo cresce e inizia anche ad avere consapevolezza dei propri mezzi, io credo che la squadra di Dionisi può ancora insomma, scalare i gradini della classifica e soprattutto iniziare insomma, magari a candidarsi seriamente per un posto per la promozione diretta. Del resto insomma, la classifica è molto corta, il Palermo ha 7 punti e invece il Pisa, se non sbaglio, ne ha 10. Ieri ha vinto su un campo molto difficile come quello della Salernitana, quindi insomma pochi punti, anche se comunque c'è un bel gruppone tipo marcia insomma ciclistica lì davanti, però è ovvio che poi piano piano gli equilibri inizieranno sempre più a diventare sottili e magari il Palermo, se vuole davvero candidarsi a un posto in prima fila, dovrà iniziare a inanellare una serie di risultati positivi. C'è il Cesena, ma poi c'è anche la partita con il Sud Tirolo e il 25 settembre, ricordiamoci anche, anzi il 26 settembre, scusate, c'è anche la sfida con il Napoli di Coppa Italia, quindi un mini tour de force per questa squadra che deve iniziare soprattutto a capire cosa vuole fare da grande. Grazie, allora Marco ci racconterai del Palermo nel corso dei nostri telegiornali, intanto ti ringraziamo per questo tuo contributo. Adesso apriamo invece la finestra dedicata di nuovo alla campionato di Serie C, torniamo a parlare di Serie C con Colosi a Messina e Franco Cammarasana a Trapani. La curiosità di questo turno è che Messina e Trapani sono scambiati gli avversari rispetto al turno precedente, vale a dire il Messina è andato a fare visita al Crotone, mentre invece il Trapani è andato sul campo del Taranto. Partirei con il Messina che ha avuto una brutta battuta d'arresto. Sergio, probabilmente questa squadra fuori casa non ha la stessa determinazione e non ha gli stessi forse numeri che riesce a mettere sul terreno di gioco quando sta sul proprio terreno, cioè al San Filippo. Poi magari ti chiedo un'altra cosa, ma intanto questa analisi, perché il rendimento interno e quello esterno non sono esattamente, diciamo, in linea, perché veniva da una vittoria 4-1 sul Taranto. Lo dicono infatti i numeri, le statistiche, le cifre, perché il Messina ha perso 3 partite, compresa la Coppa Italia in trasferta, 2 a Crotone e quella con l'Audace Cerignola. Non ha mai segnato un gol in queste 3 gare, ne ha subiti 5. Lo stesso attacco però ne ha fatti 6 in casa contro Potenza e Taranto, e questo è un dato che va analizzato. Ritengo che Cerignola soprattutto, ma anche Crotone, siano avversari più forti rispetto a Potenza e Taranto, però da passare da 6 gol realizzati a 0 ce ne vuole. Questo perché comunque il Messina è una squadra giovane, una squadra che deve crescere, una squadra che poi si abbatte nei momenti difficili, soprattutto in trasferta emergono queste difficoltà. In casa comunque non dico scortato dal pubblico amico, perché i tifosi di fatto non vengono per i motivi che tutti conosciamo, però c'è un approccio comunque diverso alle gare casalinghe. In trasferta però è una squadra che, come stiamo vedendo adesso nelle immagini, al 18esimo, al primo tentativo, va subito giù, però il Crotone era da almeno 15 minuti su 18 che stava nella metà campo avversaria, per cui una squadra anche che poi riesce solo a reagire nel momento in cui subisce il colpo del KO, ma poi ci sono gli errori individuali, c'è il problema del portiere, ci sono tante difficoltà che questo Messina fin qui maschera con i 4 punti in classifica e con quest'uomo che vediamo qui inquadrato, che è Giacomo Modica, che magari ogni tanto, come è normale che sia, può sbagliare la formazione, può sbagliare qualcosa, però è un tecnico che a Messina sta facendo sicuramente molto bene, perché ha un impianto di gioco e lo dà anche quando ci sono dei ragazzini in campo come in questa stagione. E allora vediamo e sentiamo anche Giacomo Modica. Noi comunque 2 situazioni di rigore le abbiamo fatte, 2 parate il portiere loro l'ha fatto, abbiamo tirato 4 tiri totale da fuori area e Courtois ha fatto solo una parata con i piedi. Però sembra giustificare il nulla, perché poi alla fine il risultato è 2-0, quindi bisogna dare merito a loro che sono stati bravi a sfruttare quelle poche situazioni a campo, quelle 2 giocate dove il primo gol secondo me è un'ingenuità nostra da dietro
e il secondo idem, perché c'era la possibilità di accompagnarlo e portarlo dove volevamo noi. Sono errori di crescita, che si fanno durante una partita, e lì dobbiamo entrarci in analisi sotto questo aspetto. Poi a me la squadra è piaciuta perché ha avuto temperamento, ha avuto voglia, aveva desiderio, poi c'è anche la qualità del Crotone, che sia chiaro, però io non posso rimproverare nulla, assolutamente. Allora, Modica, certamente Modica soddisfatto per quello che ha visto sul campo, un po' meno indubbiamente per il risultato. Sergio, con te volevo aprire e chiudere una parentesi che poco ha a che vedere con il calcio professionistico, però per il Messina si è trattato di una brutta figura davvero, quella rimediata dall'Under 15, che non è riuscita a mettere insieme 11 giocatori per giocare contro il Crotone, e poi insomma il risultato di 10-0 è umiliante per questi ragazzini che fanno tanti sacrifici. Una società professionistica non dovrebbe permettere queste cose. Era proprio presente nei miei appunti perché era un argomento proprio, non ci siamo sentiti su questo nel corso della mattinata, però era un argomento che volevo trattare, perché perdere 10-0 ci può stare benissimo, ma presentarsi in campo con 8 ragazzini che indossano la maglia del Messina e poi uscire dal campo al 10° minuto della ripresa è veramente vergognoso, improponibile, una sconfitta per il calcio, per gli stessi ragazzi, per i genitori che li accompagnano e fanno sacrifici. Invece la società, comunque, dalla quale non abbiamo alcuna traccia, non abbiamo proprio nessun riscontro, sappiamo che questi problemi con le giovanili, con le formazioni giovanili, li ha avuti spesso e volentieri, non in questi termini, questo è il caso estremo, però di problematiche con le giovanili ce ne sono state tante in questi anni, perché il presidente Sciotto non ha mai pensato che fosse opportuno creare un settore giovanili, ma già lui ha difficoltà anche a costruire una squadra ogni anno, a rinnovarla, a creare questo sistema calcio nel Messina che gli si cuce addosso, ma del quale invece dovrebbe farne a meno, perché è la città che glielo chiede, i tifosi, i giornalisti, gli imprenditori, chiunque gli chiede proprio di lasciare il Messina Calcio, perché ha dimostrato ampiamente che non è argomento nelle sue corde per quanto riguarda appunto il calcio. Si parla anche di possibili dimissioni che ci sarebbero, insomma, quanto circola in queste ore, però l'unica cosa vera sarebbe quella soltanto di cedere il Messina Calcio, perché le trattative ci sono state, ci sono e ci sarebbero in ogni caso, e questo consentirebbe anche ai tifosi di tornare allo stadio e di difendere questa Serie C, perché di questo passo il Messina farà grandissima fatica a difenderlo, al di là dei 4 punti attuali, al di là delle sconfitte in trasferta, proprio per tutto quello che vi ho descritto e raccontato in tutti questi mesi. Grazie Sergio, grazie. Chiudiamo il collegamento con Messina, buon pomeriggio e magari ci racconterai cosa succede chiaramente in settimana durante i telegiornali, anzi lo farai certamente. Vado da Franco Cammarasana a Trapani, dove l'atmosfera sembra un po' più serena rispetto diciamo al post gara con la sconfitta in casa che poi ha portato chiaramente all'esonero di Torrisi e all'arrivo, all'avvento di Aronica sulla panchina. 0-0 con il Taranto, 1-0 che certamente muove la classifica, ma che forse non soddisfa appieno, non dico la dirigenza. Assolutamente sì, non soddisfa sia il tecnico, sia la dirigenza e sia anche i tifosi. Si sperava in un risultato pieno a Taranto. Vero è che il Trapani ha incontrato una squadra meglio organizzata rispetto a quella che aveva affrontato qualche giorno prima il Messina, ma è anche vero che il Trapani, pur dominando la gara e giocando, ripeto, per vincere, non è riuscito a segnare un gol, nemmeno sul calcio di rigore, perché ne ha sbagliato uno Facundo Lescano, e questo un pochino ha reso un pochino delusi soprattutto i tifosi, ma anche lo stesso presidente Antonini, che contava davvero su un risultato pieno della sua squadra lì a Taranto. Il problema è l'attacco. Adesso sembra che finalmente il Trapani abbia trovato una certa sistemazione, una migliore organizzazione difensiva. È la prima volta che non subisce reti, ma è anche vero
che segna poco, finora soltanto 4 gol fatti, mentre 6 subiti. 4 gol fatti, pur avendo uno dei pacchetti offensivi sicuramente migliori del girone, oserei dire quasi un lusso per la categoria. Vedremo in questa partita, in verità Aronica ha cambiato modulo, nel senso che ha reso la squadra più offensiva rispetto alla gara precedente, dove ha trovato il 4-4-2, ha giocato stavolta col doppio centravanti, ma ripeto, tutte le occasioni per un verso o per l'altro sono andate a vuoto. Vero è che il Trapani in 4 partite disputate 3 le ha giocate fuori casa, però questo non vuol dire per una squadra che punta ad essere una delle protagoniste del torneo, dentro casa o fuori casa dovrebbe essere quasi la stessa cosa. Fra l'altro domenica affronta una squadra tutt'altro che sprovveduta come la Juventus Next Gen. Vedremo le novità che ci saranno nelle scelte che farà Aronica. Sicuramente comunque è un Trapani che ancora deve crescere. Intendiamoci, un organico con 20 giocatori nuovi non può assolutamente costituire già dopo 3-4 partite una squadra che abbia già una identità ben precisa e soprattutto dal gioco fluido, come dovrebbe essere una squadra che punta in alto. Franco, siamo praticamente in chiusura, hai già anticipato che si giocherà la prossima partita contro la Juventus Next Gen, una partita che nasconde molte insidie, anche perché anche la formazione bianconera è una squadra, diciamo, nuova per tanti versi, ma c'è una grande differenza anche da un punto di vista dell'organico, perché sì, Antonini ha fatto un grande mercato a Trapani, in entrata soprattutto, ma il volume d'affari che è stato generato e sviluppato dalla Juventus Next Gen, chiaramente alle spalle ha una società come la Juventus Maggiore, si parla di 16 milioni di operazioni in entrata e diciamo poco meno in uscita, quindi stiamo parlando di un livello certamente superiore, con dei giovani che guardano anche alla squadra maggiore, cioè a giocare non solo in Serie A ma anche addirittura in Champions. Insomma, quelle sono le prospettive per questi ragazzi. Infatti è una squadra, ripeto, con molti giovani, ma giovani interessantissimi che potrebbero giocare addirittura in Serie B. Per cui dico, non sarà una partita facile, ma il Trapani deve puntare assolutamente al successo e risolvere nel frattempo in settimana. Oggi pomeriggio il Trapani è già in campo perché si allena, deve trovare le soluzioni per rendere più fluido il gioco offensivo, che finora, ripeto, sì, è stato molto voluminoso ma poco concreto. Bene, grazie a Franco Camarasana. L'appuntamento con te per questo spazio è a lunedì prossimo con anteprima Corner. L'augurio a tutti voi chiaramente di un buon proseguimento con i nostri programmi, e poi l'appuntamento è con Corner alle 20:45 su questa stessa rete, vale a dire su Telecolor.